Amici di Videotelecarnia, buonasera, siamo sempre a casa Emiliano, qui a Arta Terme, a Pendenze Pericolose, Emiliano ed Esmeralda. Sì, che adesso sta di là, sta in retrovia, vedi, sì, guarda si defila, ma c'è. Maledetta, guarda. Siamo sempre in questa splendida location, come dicono quelli che sta. No. Sì, esatto, noi facciamo la nostra porca figura, però possiamo andare. Quindi siamo sempre a Arta, quindi terzo appuntamento con Carnia Cycling News. Vedo che sei reduce dall'ennesima pedalata perché tu non molli mai. Sella Chianzuttan. Oggi Sella Chianzuttan, sì. Da Villa. Da Villa Santina abbiamo fatto questa bellissima salita che è stata protagonista del Giro d'Italia del 2017, quindi di adesso sono 6,5 km di salita che vedrete a breve. Quello che abbiamo fatto. Vi ricordiamo sempre che tutti i riferimenti social, non social, siti, li vedrete scorrere durante la puntata e li avrete presenti anche in coda ai titoli, perché sennò è sempre una cantilena, certo, che magari rischia di stufare, però insomma tutto quello che state vedendo lo potrete ritrovare su YouTube molto molto tranquillamente. Allora, oggi avremo una bella puntata perché abbiamo un gradito ospite, un tuo carissimo amico, lo scopriremo dopo, con lui chiacchiereremo di un'altra forma di ciclismo, quella più estrema, Another Planet, no? Non è un'altra forma, è proprio un altro ciclismo. Un'altra cosa. Non guardare a me, quando parli di ciclismo guarda a lui, è meglio. E quindi preparatevi perché sentiremo delle cose veramente particolari e interessanti. Quindi lanciamo subito la salita di Sella Chianzuttan da Villa Santina. Buona visione, noi ci troviamo subito dopo. Allora, siamo arrivati in attesa di Emiliano che dovrebbe arrivare in bicicletta, così ha detto. Siamo con Roberta Ceschia di Ecomela di Verzegnis. Roberta, grazie dell'ospitalità. Grazie a voi per essere venuti a trovarci. Ci parlava fuori onda Roberta, tutte queste cose che vedete qui dietro non sono dei poster, ma sono dei premi che avete vinto, dei riconoscimenti che avete avuto per il vostro prodotto. Parlacene velocemente. Allora, l'azienda innanzitutto è nata dalla volontà di mio padre e mio zio nel 2000. Già in quegli anni parteciparono dei concorsi in Austria per quanto riguarda sidro e succo. Ovviamente, come potete vedere qui intorno, sono stati vinti diversi premi e siamo arrivati anche al primo posto come miglior sidro e miglior succo. Inoltre volevo anche aggiungere che nel 2008 e nel 2009 abbiamo ricevuto il primo premio come miglior sidro al mondo medio in Inghilterra. Spiegaci qual è la differenza, anzi il percorso che fa una mela quando arriva da voi a quando esce. Allora, la mela viene raccolta matura al momento giusto, non vengono raccolte mele marce assolutamente, vengono conferite qui in azienda, il primo giorno vengono lavate, macinate, pressate a pressanastro e il prodotto che ne esce, quindi il succo appena spremuto, viene lasciato decantare per una notte in cisterne. Il giorno dopo semplicemente filtrato con filtro farina e pastorizzato a caldo. Ovviamente insacchettato in sacchi da 3 o 5 litri o in bottiglie in vetro. A livello di distribuzione come lavorate? Cioè andate voi a portare o avete una rete di distribuzione locale e magari anche regionale? Allora, secondo me ovviamente la cosa più importante è far conoscere il prodotto direttamente da chi lo produce e chi lo trasforma. Quindi noi stessi andiamo nei vari negozi della zona a proporci. Adesso che facciamo parte anche dell'impresa Natural Carnia, che penso insomma che ne abbiate sentito parlare, sì, cerchiamo di commercializzarlo e vedo che i risultati stanno assolutamente arrivando. Perché è così difficile in Carnia, in Friuli, far conoscere la propria azienda? Forse perché le persone non credono più appunto nei prodotti che sono oramai stati persi, oppure non vanno alla ricerca appunto di questi prodotti tradizionali, che secondo me è un bagaglio enorme che abbiamo. Non lo valorizziamo, non lo sappiamo valorizzare e non lo sappiamo nemmeno forse pubblicizzare. Noi in campo catalogo abbiamo più o meno una quarantina di varietà autoctone, quindi pensiamo bene che negli anni 80 papà ha iniziato l'attività o comunque ha iniziato a scoprire queste varietà, è andato in giro ovviamente per i vari giardini della Carnia, i vari campi, è riuscito a recuperare queste piante.
tuttora lo stiamo facendo, quindi tuttora mio padre, appunto, che è in pensione, si diletta e si sfoga in questo senso. Io lancio ovviamente un appello: ragazzi, assolutamente non lasciate la Carnia, perché qua su abbiamo delle opportunità pazzesche, abbiamo un paesaggio meraviglioso da poter sfruttare e da poter coltivare. Roberta, grazie. Intanto che aspettiamo il nostro ciclista Emiliano, ci beviamo un po' di succo, sperando che arrivi. Assolutamente sì. Aspettiamo Emiliano nel frattempo e beviamoci un po' di succo. Grazie mille. Grazie a te. Allora, cin cin intanto. Cin cin, grazie mille a voi. Sono arrivato. È fenomeno. Pensavi di farla da E la bici? E la bici, l'ho lasciata perché sono già arrivato sopra Sella Chianzudana, amico mio. Cioè, Quindi tu sei in siamo borghese? cambiati. No, però sono venuto Ma qua. allora glielo diamo, dai, Te no? lo sei Glielo diamo un meritato? bicchierino Ci di passo tutte le volte davanti succo. qua, poi che me lo merito sì. La prossima volta vieni in bici dentro, però. Sì, dentro proprio la fabbrica vengo. Cin. Cin cin, grazie mille. A te. Come dite a Roma, buono. Buono. Ammazza quanto è buono. Buono, buono. È buono sì. Eccoci qui al centro abitato di Giaicis, in località Verzegnis. Proprio qui comincia la salita Verzegnis Sella Chianzudana. È stata una salita del 2016, un GPM del 2016 del Giro d'Italia, dove i grandi campioni si sono sfidati creando anche una grandissima selezione con delle andature veramente importanti. È una salita di 6 km e 3 più o meno, con una pendenza media intorno al 7%. Quindi una salita tra virgolette pedalabile, una salita adatta un po' a tutti quanti, per coloro che vogliono fare una bella salita qui in Carnia tra il verde e boschi meravigliosi. Però forse è meglio farvela vedere. Andiamo via. E voilà! Subito entriamo nel contesto Carnia con la legna riposta in una certa maniera, con un certo ordine. Verde lago di Verzegnis, prima di salire su quella montagna. Andiamo? Anin. Bene, una volta arrivati su questo ponte, consiglio è quello di levare subito il 50, comincia da qui. Dove vedete queste sgommate di macchina, e qua parte anche la famosissima Verzegnis Sella Chianzudana, che è una cronoscalata fantastica, e ci passa anche il Relè di Carnia, che è una bellissima competizione che adesso sta prendendo molto piede. Siamo anche felici per gli organizzatori perché sono molto bravi. Ed eccola qua, subito parte con delle tendenze ragguardevoli, diciamo. Siamo intorno all'8-9%. La strada sarà tutta a doppia corsia, quindi così dopo circa 1 chilometro, primo tornante imbogliante lo chiamo io, ma questa è una salita che, se si vuole, si può fare anche, come si dice in gergo, di rapportone. Come vedete però, in mezzo alla settimana è uno spettacolo. Questo bosco poi veramente straordinario, poterselo godere così in completa assenza di macchine e di moto è meraviglioso. Quindi la cosa che dico e che vi ripeto è quella di fare questa salita
solo ed esclusivamente durante i giorni feriali, perché durante i giorni festivi diventa pericoloso. Guardate che cos'è immergersi in questo bosco fatto di faggi, straordinario. Sella Yansutan si avvicina dopo 1,4 km, ci manca ancora un bel po', però non stiamo male, no. Io e la mia carne, la vostra carne, a prescindere che voi siate turisti o meno, spero che questo territorio diventi anche vostro. Dopo circa 2 km ecco che arriviamo a delle S spettacolari, molto pedalabili, e questi saranno uno dei punti più belli per poter ammirare un panorama fantastico che adesso vi andremo a far vedere. La Mariana spettacolare dietro, meraviglioso. Sono meravigliosi, sono tutte le vallate della casa. Ancora queste chicane bellissime che le macchine fanno a tutta velocità durante la cronoscalata, noi le facciamo a tutta velocità. Siamo al secondo chilometro e 4 più o meno e andiamo belli tranquilli, anche se la voglia di chiudere la telecamera e darci una botta c'è tutta, quindi mettere un bel 50 davanti, però facciamo i cicloturisti. Quando il panorama è questo, dopo 3,5 km circa, una fontana, siamo quasi a metà salita, ma vediamo un goccio di sali che è meglio se asciutto. Al quinto chilometro stiamo a 880 metri sul livello del mare, salita con asfalto perfetto, bellissima. Ecco, il discorso che facciamo a tutti, anche in Italia in generale, del Giro d'Italia. Questa è stata una salita del Giro d'Italia, ma non solo nel 2016, il Giro d'Italia passò qui anche nel 2004. Il Giro d'Italia porta il blasone, porta sicuramente la famosa un territorio come il Friuli, e ovviamente non basta solo quello, serve che le salite vengano fatte vedere così, bisogna accompagnare e cercare di trovare tutti i mezzi al fine di far arrivare turisti da tutto il mondo. Non è solo una salita sulla Rai con 150 ragazzotti che ammiriamo tutto il mondo a portare la gente. Noi stiamo cercando di far vedere le altre 49 salite che sono anche più belle di dove è passato il giro. Questo per far sì che un territorio sia cicloturistico e non ciclistico, perché tra le gare e il cicloturismo c'è una differenza abissale. La gara non si vede il territorio, si vede pochissimo. Il cicloturismo è la stessa persona, anche coloro che fanno gare o coloro che non le fanno, che portano una famiglia una settimana in un territorio
E qui bisogna far vedere che cosa il territorio offre. La Carnia da questo punto di vista è sensazionale, è uno dei territori più belli del mondo. Io ho girato tanto in bici e posso assicurarvi che oltre allo Zoncolan, oltre al Crostis, oltre al Pura, oltre Cason di Lanza, oltre Serra Chiansudan, oltre Pani di Raveo che non avete visto, oltre Voltois, oltre la Val Pesarina, oltre la Ciampicotto, oltre le sorgenti del Piave, oltre Lauco, Vinaio, Cusea, Buttea, oltre San Simeone, oltre il Quarnan, oltre, quante volete che vi dico? Tantissime. Oltre tutto questo c'è anche un popolo fantastico, delle radici ben definite, usanze, tradizioni, costumi ancora ben visibili, non turismo di massa, ma tanta brava gente. Ecco qui il ristorante e bar Serra Chiansudan, oggi chiuso, in questo spiazzale largo. Voilà. 2010. Pure la carne è ancora così. Come la vedi? Un saluto da me, Meridiano Cantagallo e Pendenze Pericolose Carniasaggio. Ci rivediamo in albergo, e alla prossima salita, sulle grandi salite del sud. Ciao ciao! Siamo con Erghida Taffarucci, ci troviamo biglietto da visita alla Gerla Blu di Verzegnis. Erghida, grazie dell'ospitalità intanto. Grazie a voi di essere venuti. Allora, caro Emi, siamo in un posto... Una perla blu, non una gerla blu. Io direi di finire subito qua, perché ho visto già qualcosa che fa bene per la bici, tutte queste qua. Qui già si vede l'ospitalità autentica, vedi? Allora, qui siamo a Verzegnis. Qui è passato il Giro Italia quest'anno. Beh, allora, questo tragitto, questo che avete appena visto, cioè la salita Serra Chiansudan, una salita famosissima. Qui ci fanno anche delle competizioni con le macchine, che è la Verzegnis Serra Chiansudan, che è una corsa in salita famosissima ormai da anni. Ci fanno delle prove speciali, anche dei rally, e quest'anno c'è passato anche il Giro d'Italia, dove ha fatto anche selezione, perché Nibali, Quintana, insomma, stavano in difficoltà. Come avete visto, una salita di 6 km e 3, dove stiamo incontrando queste perle, se non la gerla, quindi la perla blu, però la gerla blu. E molto curiosamente io passavo sempre qui davanti e vedevo questo edificio blu che sembrava era in un contesto di Verzegnis, era qualcosa che diceva, si evidenziava, diceva noi siamo qui. Poi l'ho conosciuta anche con la rete Natural Carnia, di cui io sono vicepresidente, e quindi ero stato felicissimo che anche loro stavano dentro. E qui potete vedere e ammirare che cos'è l'ospitalità autentica, perché Natural Carnia, per esempio, c'è proprio scritto sotto ospitalità autentica. Questo che vedete è l'accoglienza fatta a casa. Allora, noi abbiamo 8 camere, di cui una è un appartamento, la Family Suite, è un mini appartamento che ha dentro praticamente tutto quello che può servire a una famiglia per stare per un periodo più lungo. E noi facciamo servizio bed and breakfast, e la nostra clientela, la maggior parte sono comunque stranieri, soprattutto clientela che viene in bici e da strada. Come
state facendo fino a questo momento per promuovere appunto la vostra bella perla? Allora, intanto noi siamo iscritti da 3 anni su Booking.com e ovviamente siamo su Facebook e cerchiamo di lavorare un po', insomma, siamo sul sito della regione e cerchiamo di lavorare un po' dappertutto, ecco. Come diceva il golosone prima, quando siamo arrivati, stavi preparando la marmellata di mirtilli, perché ci tieni a sottolineare il fatto che le cose che prepari per la colazione sono tutte autoctone. Ci tengo molto, perché come dicevo sono cresciuta in una famiglia dove mia mamma ci ha sempre tenuto alla cucina. Io ho iniziato a metter mano in cucina che avevo 7 anni. Alla fine, come diciamo in tutte le puntate, si vive il territorio in veramente un qualcosa di genuino, in qualcosa di sano. È difficile trovare in altri territori in Italia un qualcosa del genere. Anzi, sono chicche che si vanno a cercare, a scrutare su internet per trovare quella perla così. Merito tuo e della tua famiglia di aver creduto soprattutto e di aver investito in una struttura del genere. Merito di tutti, insomma, merito di mio suocero che ha avuto l'idea intanto. In primis, merito soprattutto suo perché a lui ha creato, ha arredato, ha fatto tutto ciò, poi noi ovviamente abbiamo preso in mano e abbiamo seguito quello che lui insomma aveva costruito. E volevo dire un'ultima cosa, qua siamo nella vecchia stalla perché mio suocero siamo nella vecchia stalla di famiglia perché sua mamma teneva le mucche, quindi anche loro facevano formaggi e tutte queste cose. Allora, grazie innanzitutto della disponibilità. Gerla Bru, vi raccomando, Verzegnis, perché merita, credetemi. Se ci passate in bici, fermatemi un momento, fate una chiacchierata, ci può scappare anche un caffè, no? Certo. Anche un grissino col prosciutto. Tu è un'ora che siamo qua, stai solo aspettando di mangiare. Basta così, intervista, ti ho fatto anche un po' no? Allora, grazie veramente, grazie ancora e mi raccomando, la Gerla Blu di Verzegnis. Grazie a voi. Ciao. Eccoci nuovamente ritornati qui ad Arta Terme presso Pendenze Pericolose. Emiliano, sì, vabbè che hai fatto la salita, però almeno cambiarti, sì, volevo dire. No, tengo l'altra volta anche, eri più figo. tengo questa anche in onore di Gran Fondo Roma, quindi l'ho fatta appositamente questa. Che ricordiamo che è una cosa che ricorreremo spesso nelle nostre trasmissioni perché abbiamo questa specie di gemellaggio, no? Tu sei uno degli organizzatori, quindi. Il Gran Fondo Roma, proprio il signor Gran Fondo Roma, quindi parlerà direttamente lui. Sì, Allora, in attesa di Gianluca Santile abbiamo un graditissimo ospite, un tuo caro amico. Abbiamo Omar Di Felice. Omar, grazie di essere qui e di aver accettato veramente l'invito del Signore. Grazie Emiliano, ovviamente. Soprattutto. Allora, per chi non lo conoscesse, so che sei seguitissimo sui social, le tue imprese sono veramente seguite da molte persone. Chi non lo conoscesse, Omar Di Felice è un ultra cyclist. Cosa vuol dire? Ce lo spieghi cos'è questo ultra cyclist? In parole molto povere, diciamo che dove finisce il ciclismo tradizionale, convenzionale, inizia il ciclismo ultra o anche l'ultra cycling. Ultra cycling, come viene definita la mia disciplina. Sono tutte quelle competizioni, quelle avventure non stop e quelle gare dove appunto si va oltre lo standard dei 300 km. Sappiamo che la corsa più lunga dei pro è la Milano-Sanremo, ecco, diciamo che dai 300 km in su si entra in un altro pianeta, quello dell'ultra cycling. Allora, giusto per inquadrare chi è Omar, tu nel 2006 sei stato molto molto vicino al professionismo, anzi l'hai toccato anche. Sì, ho avuto una stagione e mezza tra Amore e Vita e team Endeca Nippo, che poi negli anni si è evoluto in team Fantini. E sì, è stata diciamo un'apparizione, no? La realizzazione un po' di un sogno, poi diciamo per varie vicissitudini contrattuali, motivi miei anche personali di studio e di lavoro ho preferito insomma un po' tirarmi fuori da questo mondo e iniziare una nuova attività. Sappiamo che ti sei avvicinato al ciclismo, almeno questo dicono le cronache, perché sei innamorato come molti di Marco Pantani. Beh, chi come me è nato appunto a cavallo tra fine 70 e inizio anni 80 e ha vissuto e ha potuto vivere
l'epopea di Marco Pantani non può non essersene innamorato, e io, come molti giovani della mia età, siamo stati fortemente influenzati da quelle che erano le imprese di Marco. Io ricordo, mi sono avvicinato al ciclismo guardando appunto i suoi primi successi al Giro d'Italia, le grandi tappe sul Mortirolo, piuttosto che al Tour de France, dove lui dava spettacolo e faceva un po' sognare noi che cercavamo, insomma, di seguirne le orme e di diventare a nostra volta dei ciclisti professionisti. Allora, entriamo in quello che è il tuo mondo, cioè l'ultra cycling, che sono queste imprese, perché sono delle vere e proprie ma imprese. tu hai detto, no, è conosciuto sul mondo del social, veramente è conosciuto proprio in tutta Italia. Sì. È molto più difficile, cioè, poi, io non sono conosciuto, lui è veramente conosciutissimo, è stato in Rai tante volte, quindi è veramente un personaggio di spessore in questo settore, ma nel ciclismo in generale. È una cosa buona del ciclismo, la definisco io, lui. Quindi per preparare queste tue imprese, che ripetiamo vanno dai 300 km in su, ma 300 secondo me è giusto un brodino. Si Per riscalda. l'anticamera, esatto, io Si la riscalda, definisco si un po' scalda. l'anticamera dell'ultracycling. Che preparazione ci vuole per affrontare una di quelle che poi andremo a vedere magari più nel dettaglio, sia dal punto di vista tecnico che alimentare? Allora, senz'altro il primo scoglio è quello mentale. Ci vuole molto coraggio per affrontare questo tipo di disciplina, perché parliamo comunque di sforzi a cui tendenzialmente noi non siamo abituati. Si entra, appunto, come diceva Emiliano, in una nuova galassia, si hanno sensazioni nuove, si provano emozioni, ma anche fatiche diverse da quelle che si provano con il ciclismo convenzionale, e quindi laddove finisce, diciamo, l'ordinario inizia lo straordinario dell'ultracycling. Dal punto di vista dell'alimentazione e della tecnica ci sono delle differenze. Diciamo che il concetto di base è che comunque si tratta di una disciplina di endurance, quindi come tale va trattata, ma poi, siccome le distanze sono molto più lunghe e ci portano a stare in sella anche per 2 o 3 giorni consecutivamente, è chiaro che dal punto di vista, la prima differenza è quella alimentare. Dal punto di vista alimentare è scontato che non ci si possa appunto non si possa integrare come ci si integra per una gara normale, diciamo, di 4-5 ore. Quindi si andranno a privilegiare i grassi, che sono il carburante fondamentale nelle discipline di ultra endurance, ad esempio. E invece dal punto di vista tecnico, so che hai il tuo staff che ti segue ovunque. La bicicletta è attrezzata, diciamo, come una bici normale da corsa, o c'è qualcosa di particolare che dovete sistemare? Sì, personalmente io, avendo un background da ciclista tradizionale, non ho modificato nulla di quella posizione e cerco sempre materiali al top in quanto a rigidità e a prestazioni. Molti, diciamo, che adottano bici più confortevoli. Io, cercando comunque la prestazione atletica di un certo livello, ho cercato al contrario di adattare il fisico al mezzo meccanico e non il contrario. È chiaro che comunque quando fai delle lunghe distanze, soprattutto in modalità senza supporto, unsupported, devi comunque ovviare portandoti dietro comunque il necessario per le riparazioni, piuttosto che dei kit di borse per affrontare, appunto, le lunghe distanze senza l'ammiraglia al seguito. Io, diciamo, sono specializzato più nell'ultracycling, diciamo, quello vero e proprio, quello, insomma, con l'ammiraglia, dove si corre senza possibilità di scia, quindi no draft come per gli Ironman, dove ogni atleta ha la sua ammiraglia e il suo team di supporto, ed è una vera e propria corsa contro il tempo, una cronometro individuale, dove però, anziché coprire distanze corte, si sta in sella anche per giorni interi. Chi vi certifica queste imprese? Cioè, c'è qualcuno che vi segue dall'inizio alla fine? Cioè, come fate a dimostrare che tu hai fatto tot chilometri? Questa è una bellissima domanda, perché è una disciplina che comunque sta prendendo piede, ed è una disciplina dove, ovviamente, come in tutte le discipline, diciamo, di nicchia, c'è molta confusione a livello soprattutto di regolamento e federale. Non c'è una vera e propria federazione internazionale, e questa è una cosa su cui io cerco sempre di sensibilizzare anche i miei colleghi, perché io sono dell'idea che noi per primi dobbiamo essere garanti di ciò che facciamo, altrimenti diventa un bel teatro, un bel film, ma non reale, no? E diciamo che negli ultimi anni gli organizzatori si stanno sensibilizzando a questo tema e si stanno adottando delle vere e proprie tecnologie ad hoc, come dei transponder GPS che controllano la nostra marcia. Ci sono giudici di gara sul percorso, ci sono 1000 cose che fanno sì che, insomma, quando tu vinci una gara di ultracycling l'hai vinta veramente. È chiaro, poi io nella mia carriera, chi mi segue questo lo sa, mi sono scontrato anche con
episodi poco piacevoli di avversari che insomma sono riusciti poi a battermi in maniera abbastanza discutibile. A dir poco. Però guarda, fa un po' parte dello... È brutto dirlo, ma fa parte della natura umana quando c'è un traguardo da raggiungere, una vittoria da conquistare, quella di cercare poi la scorciatoia, ma questo vale per qualunque disciplina sportiva e non soltanto per le ultra. Allora Amy, con Omer mi soffermerei su due che mi hanno particolarmente colpito, due imprese che ha fatto. Solo due fossero. Due tra le tante. Allora, intanto la Parigi-Roma, 1600 km in 4 giorni, 3 giorni, 4 giorni. 73 ore. Ha fatto pure di peggio. E poi quella a Capo Nord. Quella ha fatto impazzire il mondo. Perché li ha fatti impazzire tutti, perché lì viaggiavi su neve, su ghiaccio, di notte, di giorno. Una cosa straordinaria. Sono effettivamente quelle due che ti hanno appassionato di più o ce n'è qualcun'altra che magari... Allora, avete citato due delle avventure a cui sono più legato. Ma lui studia, ha studiato, se no mi bocci tu. La Parigi-Roma perché è stata un po', diciamo, la prima lunghissima non stop, è stata un'avventura che ho desiderato e ho fortemente voluto con il mio main sponsor Mavic, ed è stata la prima, diciamo, avventura insieme, e abbiamo unito la Francia, che è il paese appunto del mio sponsor principale, e l'Italia, che poi è casa. Per me è casa, arrivando al centro di Roma. E vi devo dire che unire Parigi e Roma è stata una cosa... Io tuttora ogni tanto apro la traccia del percorso, vedo quella linea che scende da Parigi, attraversa le Alpi, e onestamente mi emoziona ancora, anche perché soprattutto nel tratto italiano moltissime persone che mi seguivano sui social sono scese in strada per venire a tifarmi, per venire a sostenermi. Certo. Ricordo la serata sulla Basilica di Superga, è stata un'emozione grande, con decine di persone che sono venute a salutare il mio passaggio, quindi è stata emozionante soprattutto per quel motivo. E Capo Nord invece perché era un po' una sfida, una scommessa. Adesso vanno molto di moda le fat bike, le e-bike, questo modo un po' alternativo di andare in bici. Io volevo diciamo dimostrare o comunque provare a capire se si poteva andare su neve e su ghiaccio con una bici poi da corsa tradizionale, con il manubrio da corsa, il telaio da corsa e così via. E mi sono, diciamo, inventato la possibilità di raggiungere Capo Nord in più tappe, ma in invernale, in condizioni di inverno artico. L'inverno artico, per chi non lo conosce, è qualcosa di... è magico, perché sembra di stare all'interno di una favola. Tu hai questo, diciamo, notte perenne, questo crepuscolo sempre in lontananza che non ti lascia mai, le luci dell'aurora boreale, il vento, c'è questo vento, quel ponentino, questa giannella, come si dice. Guarda, e forse la cosa più bella è il silenzio assordante del vento, è un rumore che fa venire i brividi, e non soltanto per il freddo, insomma è un'emozione veramente grande. Quindi queste sono state le due avventure che mi hanno, diciamo, segnato un po' di più dal punto di vista delle emozioni. Anche se poi l'anno scorso per la prima volta mi sono trovato ad affrontare, durante una lunga non stop, affrontando tutte le cime della leggenda del Giro d'Italia, del Tour e della Vuelta, per la prima volta con un grande infortunio. E ho avuto un brutto infortunio a 3/4 dell'avventura che mi aveva quasi stoppato e mi stava impedendo di arrivare in cima allo Stelvio, dove avrei dovuto terminare l'avventura. E lì ho capito veramente che la nostra mente può superare i limiti, perché contrariamente al parere dei medici che mi avrebbero voluto obbligare a non pedalare, io ho detto ok, non posso star seduto sulla sella, però posso pedalare all'impiedi. E abbiamo fatto queste ultime 6-7 salite alpine completamente in piedi sui pedali, ed è stata... Quando sono arrivato in cima allo Stelvio per la prima volta mi sono emozionato per qualcosa che ero riuscito a realizzare, insomma sì. Bello, no? Amy, non ci sono parole. No, ma adesso uno parla, no, lui lo racconta con una facilità quasi, sì, esatto. No? Ma lui sta parlando di cose io vado a fare la spesa, sì, però, cioè, quello, sai, poi seguendolo molte volte capisci delle cose che sono tecnicamente, per un ciclista, magari come me, di piccolo calibro, però capisci delle cose che lui affronta e dici... Pedalare sul ghiaccio, per esempio, pedalare sul ghiaccio non è una cosa semplice, no? Perché lui una volta tira fuori un parametro dei watt sul ghiaccio e tutto quanto. Io non capivo, perché effettivamente non andava fortissimo, però scaricava tantissime watt, che sono la potenza, no? Scaricata sul suolo, sui pedali,
E ho detto, ma perché vai così piano? Io, perché pedalare sul ghiaccio... diciamo che pedalare sul tu ghiaccio t'aggrappi, cioè t'aggrappi sul ghiaccio, quindi sono proprio situazioni che tu non riesci a capire da ciclista normale, quindi neanche tutti i ciclisti lo capiscono. Certo, ovviamente se cominci a guardare i parametri, watt e tutto quanto, tutto il dislivello che fa è qualcosa di disumano, quindi stai davanti a una persona veramente... Ma a parte è un esempio secondo me per molte persone che dovrebbero guardarlo un po' di più. Studiarlo, no? Grazie. Sei troppo di parte. No, non so di parte, no, guarda, fidati, è una cosa che penso veramente, quindi è giusto dirla. No, è vero, ce l'ha sempre detto, è fuori dalle quinte e te lo confermo. Ti faccio una domanda così un po' provocatoria, prima di parlare del perché tu sei qui in Carnia con noi. I miei informatori mi dicono che ultimamente hai avuto, cioè ti sei molto risentito per quelle che sono le condizioni delle piste ciclabili in generale in Italia. È vero? Mi hanno informato bene? No, ho fatto un piccolo servizio adesso su Roma, se non sbaglio. Allora, ti hanno informato bene, ma allora il discorso delle ciclabili è un discorso che a me sta molto a cuore, perché io credo che una rete di piste ciclabili a standard europeo, basta vedere, ma anche già solo qui in Carnia, comunque il livello delle piste ciclabili è mediamente più alto di quelle che ci sono nel resto d'Italia. Comunque faciliterebbe quello che è il nostro compito giornaliero, cioè uscire in bici, goderci la giornata e tornare a casa possibilmente sani e salvi. Quello che mi fa arrabbiare adesso, al di là di questo, è che tutti sapete, insomma, abbiamo vissuto una primavera ciclistica da questo punto di vista purtroppo disgraziata, perché terribile. È morto Scarponi, è morto Nicky Hayden, insomma ci sono stati una serie di incidenti anche a personaggi abbastanza in vista che hanno riacceso le luci su questo problema. La cosa che a me non piace e che non è piaciuta è aver voluto strumentalizzare l'utilizzo delle ciclabili per giustificare questo tipo di incidenti. Io ricordo quando ho iniziato ad andare in bici nel 1993, noi ci allenavamo con la Miraglia al seguito, ma eravamo dei bambini che uscivano su strade normali, e pochi anni dopo, quando ho fatto gli esami per prendere la patente di guida, da nessuna parte sul codice della strada è scritto che noi ciclisti non possiamo occupare le strade. Le strade in teoria sono di tutti, certo. ad eccezione di autostrade e poche altre, insomma, tipologie di strade che a noi sono vietate, ma il concetto non è che dobbiamo evitare gli incidenti andandocene sulle ciclabili. Le ciclabili devono essere messe in sicurezza e secondo certe norme, ma noi ciclisti dobbiamo essere sicuri anche sulle strade normali. Io voglio essere libero di andare a scalare lo Zoncolan, di andare a scalare lo Stelvio, di andare ovunque con la mia bici da strada, su strada, anche se non c'è una pista ciclabile. Quindi questo messaggio purtroppo distorto che sta passando ultimamente, per cui la colpa è di noi ciclisti che non andiamo sulle ciclabili, non è reale, a me fa arrabbiare molto. Sei d'accordo? Ovviamente tu d'accordo. Ma guarda, sono discorsi differenti. Una parte è una cosa, c'è la manutenzione delle ciclabili. Esatto, sono due discorsi che non... E l'altra invece è voi ciclisti dovete andare sulle ciclabili, che è nient'altro che la malinformazione che ha l'automobilista, ovvero io con la mia bicicletta in strada ci posso andare, purché io segua un codice stradale, ovvero stare alla mia destra e tutto è. Purché anche l'automobilista segua un codice stradale, ovvero passare 1,5 metri dal ciclista e avere rispetto reciproco. Questo in Italia non c'è, perché purtroppo c'è maleducazione e purtroppo ci sono delle leggi che non vengono applicate e molte cose. Quindi si dovrebbe sensibilizzare il discorso proprio su questo, perché i ciclisti sono tanti, i cilisti vogliono allenarsi, sono sempre di più. I ciclisti vogliono andare in giro, in Carnia qua sono fonte di guadagno per il territorio, come in tutti i territori d'Italia. Quindi questo è una cosa molto importante, perché il ciclismo, la bicicletta è anche viabilità ciclistica, quindi bisognerebbe controllarla un po'. Poi per lo stato delle ciclabili attuale, oggi, noi parliamo come quella di Roma, ha fatto lui in servizio, io l'ho visto, ho detto no, non ci voglio credere. E invece purtroppo è così. Noi abbiamo una ciclabile bellissima, io l'ho fatta vedere anche in un filmato che è stato visto da 20.000 persone, che passa attraverso Castel Sant'Angelo, cioè fa dei giri sul Lungotevere sotto il letto del fiume, che è straordinaria. I primi 5 km certe volte sono veramente impraticabili, perché hai piantagioni, hai giungle, e siamo a Roma, quindi speriamo che insomma tutti si sensibilizzino un po' su questo discorso, spero proprio di farlo. Allora Omar, un'ultima curiosità, tu sei qui in Carnia da noi, a parte che ospite di Emiliano, ma perché prenderai parte alla Ultra Cycling 3 Confini. Esatto. Diabolica. Che è proprio una sciocchezzuola. Che manifestazione è? Allora, è la seconda prova del campionato italiano di Ultra Cycling. Che si disputa su 3
Si disputa su 3 prove con possibilità di uno scarto, quindi saranno valide 2 prove su 3. Io purtroppo ho fallito la prima e quindi devo per forza prendere parte alla seconda e alla terza, anche se poi sono le prove che a me piacciono di più perché appunto si svolgono tra le montagne. Io ho sempre affermato che la storia del ciclismo si scrive sulle grandi salite, quindi sono anche ben contento di essere qui. E quale sarà il tuo percorso? Il percorso l'ho visto, sono 520 km con 11.500 metri di dislivello. Ma il fiore all'occhiello di questa gara è lo Zoncolan da Ovaro, che insomma è un po'... L'hai già fatto? L'hai mai fatto? Io l'ho fatto l'anno scorso quando ho preso parte sempre all'Ultra Cycling 3 Confini, e la feci qualche anno fa quando decisi di attraversare, appunto di partire dal Passo dello Stelvio, attraversare le Dolomiti e arrivare qui in Carnia un attimo sul monte Zoncolan. Ma sai, hai mai chiesto a Emiliano che tempo fa lui? Lui si vanta di fare un tempone. No, io non mi vanto. No? Non dire mai una cosa del genere. No, sei bravo, dai, sei bravo. No, ce ne stanno 1000 che lo fanno meglio di me. Guarda, non ho mai, onestamente, se mi chiedessi che tempo ho sullo Zoncolan non lo saprei. Farà un bel tempo. Credo che alla fine, sai, è una di quelle salite dove non esiste andare piano o andare forte. Si va come si riesce ad andare, cercando di arrivare in cima il prima possibile. Diciamo che sotto l'ora fare lo Zoncolan è difficile. È difficile. Molto difficile. Molti dicono, ma sotto l'ora lo Zoncolan è molto difficile. Lui sta tranquillo. Su una gara che si svilupperà per oltre 20 ore, lo Zoncolan, siccome non sarà neanche con metà, più calma. Si può fare anche con un po' più calma. Ma lo fai sotto l'ora. Lo so io. Tu lo sai, no? Ma dopo voglio vedere. Allora, Omar, grazie naturalmente di aver accettato la nostra chiacchierata. Grazie qui a voi dello spazio. in casa Pendenze Pericolose da Emiliano. È un piacere e un onore averlo, quindi sono felice di dare questo spazio a lui, perché è bello che l'Italia veda questo tipo di persone che pedalano, per me, quindi è giusto che sia così. Omar, grazie. Grazie a voi. E grazie a voi per aver seguito la nostra chiacchierata con Omar. Ci vediamo subito con una rubrica, quella che dedichiamo saltuariamente a quella che è la meccanica della bicicletta, grazie a Emanuele e a tutta Moto e Bike. Con Emanuele di Tutto Moto e Bike siamo quest'oggi qui nel suo negozio a parlare del cambio, perché il cambio nel contesto della bicicletta è una cosa fondamentale. Allora, intanto cominciamo a dire che tipi di cambi esistono. Buonasera, grazie di essere venuti qua da me per appunto queste nozioni tecniche sulle biciclette. Il cambio e la trasmissione in generale è una delle componenti fondamentali di una bicicletta, assieme ovviamente al telaio, alle ruote e ai componenti che ne completano la bici, e sceglierlo delle volte può non essere facile, perché il mercato comunque offre moltissime opportunità. Innanzitutto c'è da dire che oggi sono 3 i grossi produttori che si ritagliano la maggior parte del mercato, e sono Shimano, SRAM e Campagnolo, e già qua c'è una prima scelta, una scelta dettata tante volte dal gusto, dalla passione, dalla storicità di un marchio, appunto non sempre per motivazioni tecniche. Entrando poi nel dettaglio, ovviamente ogni marchio ha una scala di prodotti che si differenzia ovviamente per la fascia di prezzo, in maniera tale da riuscire a dare a qualsiasi tipo di utente, sia il principiante, l'amatore, chi si avvicina comunque alla bicicletta, fino all'agonista, comunque chi vuole il componente pregiato e tecnologicamente all'ultimo grido, ce n'è per ogni tasca e per ogni gusto. Quindi ovviamente c'è una prima scelta che è in funzione anche al budget che ogni utente ha. Ovviamente man mano che si va a salire con
con la componente prezzo, quello che va a cambiare nei componenti sono principalmente i materiali con cui vengono costruiti i componenti e ovviamente la qualità e la precisione degli accoppiamenti nei vari componenti, per esempio nei cambi, comunque nei deragliatori, tutti quanti gli snodi, tutto quanto, ogni singolo componente poi viene realizzato con maggior cura, maggior precisione, per avere più precisione nella cambiata e anche più affidabilità nel tempo, perché si presume che comunque chi acquista un componente di top di gamma sia un utente che faccia parecchi chilometri, di conseguenza tante cambiate, e deve durare sicuramente di più nel tempo. E una volta identificato il prodotto, quello che bisogna scegliere all'interno di una trasmissione è appunto la rapportatura, i cosiddetti cambi, i cosiddetti corone e pignoni. Perché? Perché in funzione anche all'allenamento, al territorio che uno ha, perché ovviamente in montagna sceglieremo determinati rapporti, contrariamente alla pianura dove ne sceglieremo degli altri. Cosa si può scegliere? Si può scegliere il pacco pignoni o la cassetta pignoni, che ogni produttore fornisce di varie scalature di rapporti. Si va a partire dall'11, che è il più piccolino, arrivare adesso oggi ci sono anche cassette con il 32 finale, quindi si passa da un 11 a un 32, oppure ci sono anche 11-28, 11-30, 11-25, oppure si può partire anche con pignoni più grossi. Appunto nel caso di una scelta per una cassetta da pianura, si va ad avere una rapportatura più vicina, quindi partendo con un pignone più grande, arrivando a un pignone più piccolo del 32, per avere molto più vicino la distanza fra un pignone e l'altro. Fatta la scelta a piacere del pacco pignoni, c'è da scegliere naturalmente la parte davanti. Certamente, la trasmissione è composta appunto, oltre che della parte posteriore, anche della guarnitura e le relative corone. Anche qua andiamo a sceglierle in funzione appunto alle caratteristiche che abbiamo accennato precedentemente, e comunque nella maggior parte dei casi ad oggi viene utilizzata una guarnitura, soprattutto nel comparto amatoriale così chiamato, viene utilizzata la famosa guarnitura compact. Cosa vuol dire guarnitura compact? Vuol dire che ha due corone, di solito la piccola da 34 denti e la grande da 50 denti. In questo caso qua abbiamo montato una guarnitura mid compact che invece monta 36-52. Nella maggior delle volte, come in questo caso, purtroppo quando si acquista una bicicletta di serie, fra virgolette, non abbiamo la possibilità sempre di scegliere tutti i componenti, però in questo caso noi, per esempio, ai nostri clienti, se ci viene richiesta una personalizzazione comunque della bicicletta, lo facciamo più che volentieri. Quindi in questo caso, se il cliente, assieme al cliente, valutiamo che questo tipo di coppia corone sia troppo grande in funzione appunto delle sue caratteristiche, delle sue necessità, andiamo a modificarlo assieme, andiamo a modificarlo noi qua presso la nostra officina. E nient'altro da aggiungere, perché ovviamente poi ci sono non solo le guarniture compact, ma ci sono anche le guarniture, fra virgolette, convenzionali, che fanno 53-39, e che ovviamente in salita comporta uno sforzo maggiore, però al lato opposto, in pianura, riesce a darmi uno sviluppo metrico decisamente maggiore, sempre ovviamente che abbiamo le capacità di spingere questi rapporti. Lei, l'ultima curiosità tecnica, ma non ultima per quel che riguarda proprio il funzionamento: come si registra un cambio? Eccoci, allora, come si registra un cambio? Le nozioni diciamo che sono poche, ma sulle quali bisogna fare molta attenzione.
Ovviamente di cambi ce ne sono due, perché c'è il cambio posteriore e il cambio cosiddetto deragliatore anteriore, che è quello che fa deragliare dalla corona piccola alla corona grande. Dietro invece, che diciamo che è quello che principalmente si stara, arriva a comandare fino a oggi. Siamo arrivati a 11 sulla strada, ma anche a 12 sulla mountain bike, quindi 12 cambiate. La prima cosa, quando si va a registrare un cambio, proprio la cosa da cui partire è controllare l'allineamento. Quindi io vado ad assemblare il cambio sul mio telaio e devo verificare che la gabbia del cambio, o comunque l'asse della rotella del cambio, sia perfettamente in asse con il primo pignone. Se non dovesse essere in asse, come facciamo? Ogni cambio ha due viti di regolazione dei fine corsa. Un fine corsa è praticamente un limite meccanico che la vite in questione va a dare al cambio stesso. Quindi io vado, se non dovesse essere allineato, vado a agire su queste viti in maniera tale da spostare il cambio da una o dall'altra parte. Non sempre bisogna fare attenzione, purtroppo in questi casi bisogna anche conoscere che cambio abbiamo, come funziona il cambio, perché non sempre la vite di regolazione, in questo caso la vite sopra, va a interagire col fine corsa basso, e non sempre la vite bassa va a interagire col fine corsa in alto. Quindi bisogna osservare come è costruito il cambio. Molte volte ci sono delle indicazioni con delle lettere sui fine corsa, e quindi bisogna sapere purtroppo su quale delle due viti interagire, però è sufficiente magari fare delle piccole prove muovendola di mezzo giro alla volta per vedere appunto che ci sia un effettivo spostamento. Una volta che abbiamo comunque registrato il fine corsa, siamo sicuri che è in perfetto allineamento. L'altra cosa di cui dobbiamo andare a verificare è la tensione del cavo. La tensione del cavo, dobbiamo scaricare completamente il nostro comando, quindi scarichiamo il comando in questo modo, fissiamo il cavo a seconda anche qua del tipo di cambio, lo andiamo a fissare correttamente come il produttore ci indica, e andiamo a dare una tensione. La tensione del cavo non deve essere mai troppo tesa, ma allo stesso modo mai troppo lasca. In questi casi oggi abbiamo dei telai con i passaggi interni dei cavi, è molto più difficile sentirla a mano la tensione. L'unico modo che abbiamo per capire se la tensione è corretta è provare il cambio. Provare il cambio, se abbiamo delle difficoltà a far salire la catena, vuol dire che la tensione del cavo è troppo bassa. Se invece con un click la catena tende a salire di più di un rapporto, vuol dire che abbiamo tensionato troppo il cavo, e quindi bisogna andare, intervenendo con i registri, a togliere tensione. Infine, una volta che abbiamo identificato la tensione, scusa se ti posso chiedere di tenere il microfono, andiamo a verificare a metà del pacco pignoni, a metà della cassetta, se l'allineamento è buono. Quindi vado a verificare se la rotellina è perfettamente in asse con il pignone in oggetto. Se l'allineamento è buono, vuol dire che siamo già a buon punto. L'ultima cosa, e ti chiedo ancora un aiuto, eccomi, è andare a registrare il fine corsa in alto, in maniera tale che il cambio non possa andare oltre i raggi. In questo caso vediamo che il cambio ha ancora un momentino di gioco, e quindi dobbiamo andare a limitare questo gioco in maniera tale di non trovarci con spiacevoli sorprese che il cambio vada a finire all'interno dei raggi. E quindi a cadere. E fare anche parecchi danni delle volte parecchio costosi. Una delle particolarità che accade molto spesso, una delle motivazioni principali del perché i cambi si starano, è perché questa componente, cosiddetto pendina cambio o supporto cambio, tendenzialmente va a storgersi con l'utilizzo, con le botte o con 1000 altre motivazioni,
va a storgersi leggermente, quindi si va a interferire sull'allineamento del cambio e di conseguenza il cambio non funziona. Quindi una delle cause principali a cui prestare attenzione è questa, e l'altra è ovviamente la tensione del cavo, che con più utilizzo le guaine, i cavi tendono a assestarsi e quindi a prendere del gioco che inizialmente magari non c'era. Lo stesso principio ovviamente si può riportare molto più semplicemente anche sui deragliatori anteriori, quindi la prima cosa da fare è l'allineamento del deragliatore, portiamo la catena nel rapporto più estremo, quindi la catena nel pacco pignoni nel rapporto più estremo, e andiamo a verificare l'allineamento del deragliatore nella parte bassa, quindi devo verificare che la catena sia ad una distanza tale da non toccare il deragliatore, ma non sia troppo in basso, in maniera tale che quando io vado a fare la deragliata gran parte della corsa sia nel vuoto. Quindi anche qua si va a verificare l'allineamento sia in basso che in alto per evitare il deragliamento al di fuori, e quindi anche qui cadute catena oppure graffiare la guarnitura, insomma cose magari spiacevoli. Una volta regolate queste due assieme alla tensione del cavo abbiamo fatto. Sembra facile, purtroppo sono piccole cose che bisogna fare e rifare nel tempo per acquisire una certa magari manualità, velocità nel farlo, però la gran parte delle nozioni sono queste. Bene, grazie. Naturalmente altri appuntamenti con Tutto è Moto e Bike per capire come è fatta una bicicletta, come sceglierla e soprattutto come cercare magari di risparmiare qualche euro, anche se tu magari non sei d'accordo. Grazie Lele. Niente, grazie a voi. Eccoci di nuovo qui al fresco di Arta, no? E mi si sta proprio bene, no? Abbiamo un altro tuo caro ospite. Sì. Qua è veramente pieno di gente, ogni settimana c'è un via vai, non avete idea dei personaggi che girano e che gireranno. Poi nessuno nulla a che fare con la bicicletta. No, esatto. Quindi naturalmente nel nostro rotocalco c'è un altro personaggio che è venuto a trovarti. Presentacelo e soprattutto parliamo di chi rappresenta e di cosa rappresenta. Beh, lui è, a parte un mio carissimo amico, è già la seconda volta che viene in Carnia qua a pedalare con noi. Sì, esatto. E quindi è un piacere per me, è proprio un amico caro. E in più è l'unica persona che ci può parlare di Gran Fondo New York, che è una manifestazione che si fa in varie parti del mondo, se non Esattamente, sbaglio. Sì. E diciamo che è un membro che dal punto di vista Italia può parlare di questa cosa perché è stato sempre in mezzo a questo tipo di organizzazione, quindi eccolo qua, con la sua maglietta. Eccoci. Parlaci di Gran Fondo New York, cos'è? Sì, GFNY è una Gran Fondo che ha origine, è nativa in New York e poi si è espansa attualmente in 20 nazioni nel mondo. Dagli Stati Uniti è finita in Europa, in Italia, in Francia, in Germania ed è arrivata anche in Asia. È una Gran Fondo dedicata agli atleti più agonisti e agli amatori ed è un prodotto bellissimo. Siamo qui ora in una fase di scouting grazie a Emiliano per valutare la possibilità di estendere dei training camp anche, chissà mai, in Carnia. Quindi un po', hai visto mai che un po' di americani vengono in Carnia per praticare. Ma noi abbiamo sempre detto, il ciclismo è un veicolo turistico che probabilmente è ancora sottovalutato. Beh, tu è la seconda volta che mi dice Emiliano, quindi probabilmente forse non hai ancora il posto all'istruzione qua. Ma è venuto qua proprio per però testare, per vedere, girando sì. eccetera. Diciamo che i turisti si capisce, no? stranieri apprezzano il territorio italiano, le Alpi, le Dolomiti, probabilmente molto più degli italiani stessi e quindi c'è un interesse molto forte ad esplorare territori fantastici e bellissimi come questi della Carnia. Ma il prossimo anno? Prossimo anno sì, vediamo. Lo farai? Vediamo. L'interesse c'è. Beh, bello, no? Bellissimo. No, anche perché uno magari pensa solo Gran Fondo New York, dice vabbè è una gara che si fa a New York. No, quindi è un brand che si sta espandendo, quindi come noi abbiamo sempre detto con Emiliano, abbiamo creato questo rotocalco proprio per parlare anche di cose che magari le testate, giornalisti o qualcuno che dovrebbe magari
pubblicizzare e sensibilizzare non lo fa. O non lo fa abbastanza almeno. Esatto. Quindi sono tante realtà che secondo noi, non perché siamo in Carnia dobbiamo parlare per forza di Carnia, no? No, assolutamente. Anzi, visto che adesso con i social si va ovunque. Quindi Mirko, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Quindi prossimo appuntamento al Gran Fondo Campagnolo New York, prossimo anno. Campagnolo è un'altra cosa. Gran Fondo Campagnolo, sì, Campagnolo è sponsor ufficiale della... Pardon, t'ho fregato. Scusa, credo che avevi avuto un lapsus, invece aspetta, correttissimo. Okay. C'è anche un altro brand italiano di cui dobbiamo essere fieri. Cioè? È De Rosa. De Rosa sponsorizza ufficialmente la GFNY. Quindi ha gli stessi brand di Gran Fondo Roma più o meno. Esattamente. Quindi maggio del prossimo anno? Maggio 28 maggio, appuntamento a New York. Ci andiamo? Ci attrezziamo. I carni andranno a New York. Tanto qui vanno in Giappone, vanno dappertutto. Non si capire che non possiamo andare a New York. Ogni riferimento va bene. Grazie Mirko. Grazie a voi. Al prossimo anno. Allora. Sì, molto volentieri. Un abbraccio. Grazie, ciao, caro. Bello. Grazie. Ciao. Allora, Emi, siamo in chiusura anche della terza puntata. Io ti guardo e mi viene da ridere. Sarò buffo, non che lo ti so. voglio bene. Sì. Ecco, mi lobby? Te lobbo. Allora, siamo in chiusura della terza puntata di Carnia Cycling News. Siamo contenti perché il riscontro c'è. Ma io ti voglio con dire molta modestia. Dimmi tutto. Dopo 3 puntate abbiamo fatto vedere bambini che vanno in bicicletta, adolescenti. Abbiamo fatto vedere grandi personaggi responsabili, no? delle manifestazioni ex ciclisti nazionali e internazionali, ex professionisti. Fenomeni come Omar. No? Adesso mi sento pure strano. Sei già stanco nel suo posto. Sì. Quindi io credo che in 3 puntate abbiamo fatto tante cose, no? Sì. Qualcosa. E tutto ciò ha come massimo comune denominatore la Carnia. Io credo che questo non sia stato mai fatto qua, fino adesso. E quindi io sono un amante del fare e abbiamo fatto e stiamo facendo e continueremo a fare. A posto. Allora, appuntamento naturalmente alla prossima puntata. Grazie ancora per l'attenzione e buona serata. Ciao.